Debbo segnalare agli studiosi il grandissimo interesse che ha Dorgali, la bellezza del territorio dalle montagne dolomitiche superbe, dalle foreste incantevoli, dai golfi pieni di incantevole azzurro, di misteriose grotte sottomarine, di antri dove sfilano come in processioni di ceri le stalattiti più sorprendenti. Così Antonio Taramelli descriveva Dorgali nel 1933, un territorio ricco di bellezze naturali e di testimonianze archeologiche. Si contano infatti oltre 200 siti archeologici, spesso riutilizzati anche in epoche successive, oltre che numerose grotte, qui da sempre frequentate dall'uomo. Uno fra i tanti è il villaggio nuragico di Sormuharzos, situato su un tavolato basaltico alla base del colle di Sant'Elene, a circa 4,5 km a sud-ovest dell'abitato di Dorgali, verso l'imboccatura della vallata di Oddoene. L'intera area e la vallata offrono numerose testimonianze relative alla presenza umana da tempi antichissimi, partendo dal Neolitico recente fino all'età del bronzo, oltre che a quelle relative allo sfruttamento agricolo in età romana. Il sito è facilmente raggiungibile attraverso la strada che da Dorgali porta alla valle di Oddoene e la zona di Filieri attraverso una via di penetrazione agraria. La civiltà nuragica ha origine in Sardegna nella prima età del bronzo e prende il suo nome dal suo monumento più caratteristico, il nuraghe. Non sappiamo come i nuragici chiamassero se stessi, perché fino ad ora le ricerche archeologiche non hanno restituito tracce scritte di questo periodo. Per il momento sembrerebbe lecito ritenere che non utilizzassero un codice di scrittura. Tante le testimonianze di altri popoli che parlano delle genti che abitavano l'isola di Sardegna, ma tutte di epoca tarda, in particolare quelle di età romana descrivono però una realtà diversa, quando la civiltà dei nuraghi era ormai tramontata. Sulla sua origine gli studiosi sono propensi a pensare che si tratti di popolazioni autoctone che hanno sviluppato questo tipo di architettura in un'evoluzione culturale che dal Neolitico, passando per l'età del rame, abbia poi portato ad una trasformazione sociale ed economica, seguita dalla scoperta e dall'uso del metallo, in particolare il bronzo, e dando vita così a forme più complesse di organizzazione sociale, determinando la nascita di complessi villaggi, santuari federali e tombe di giganti. Alla luce di questi dati si è propensi a pensare che dall'età del rame, con l'inserimento della cultura del vaso campaniforme, nell'isola ci sia stata un'evoluzione culturale tale da portare alla nascita della società del bronzo e del ferro. Tra l'Enolitico e il bronzo antico si diffondono i protonuraghi, strutture di particolare monumentalità, espressione di una nuova organizzazione territoriale, nuove sedi di abitati e l'importante acquisizione di nuovi mezzi di produzione, nuove tecnologie come quella dell'aratro. A partire dal XVI secolo a.C., con la comparsa delle torri a Tolos, si avrà un'esplosione demografica e il controllo di habitat estremamente variati, media altura, altipiani, la pratica di una variegata policoltura. La numerosa presenza dei nuraghi nell'isola fa pensare al controllo del territorio, ma anche a un continuo processo di espansione territoriale, sintomatico di un forte frazionamento e una probabile rivalità sociopolitica. La differente ubicazione dei vari insediamenti porta a pensare ad un'economia ricca di risorse, retta da grandi comunità gerarchizzate, ovvero centri fortificati con un potere locale, aventi il controllo sulla redistribuzione delle risorse economiche. L'unità abitativa nuragica è la capanna, formata da una base circolare di filari irregolari di pietra, un tempo sormontata da un tetto conico di tronchi e frasche. Il pavimento veniva solitamente realizzato con lastre di pietra, acciottolati o con un semplice battuto, mentre nello spessore dei muri erano spesso ricavate delle nicchie, probabili ripostigli per custodire i utensili. Per impermeabilizzare la struttura si usava l'argilla ed il sughero, ottimo isolante naturale, mentre al centro delle capanne e in prossimità dell'ingresso, per garantire il tiraggio era ricavato il focolare, semplice incavo di forma circolare delimitato con delle pietre. Si trattava di una struttura semplice ma che soddisfava appieno tutte le esigenze dell'uomo nuragico. Nell'ultimo periodo dell'età del bronzo si ha la diffusione dei templi a pozzo e delle fonti sacre. Attorno a queste aree si sviluppano grandi villaggi dove si possono notare le capanne delle riunioni, le capanne delle assemblee federali e la capanna del capo, tutti indicatori di una comunità molto articolata.
La civiltà dei nuraghi è caratterizzata dallo sviluppo del megalitismo funerario, evoluzione che parte dagli antichi dolmen della fine del Neolitico, passa per le allées couvertes e porta alla tipica sepoltura nuragica che chiamiamo tomba dei giganti. Le strutture templari dedicate al culto dell'acqua, chiamate megaron, ci portano a contatti con i micenei. Le costruzioni, dette in antis, sono edifici a pianta rettangolare, caratterizzati dal prolungamento dei lati lunghi oltre la facciata a delimitare un vestibolo aperto sulla fronte. Questa tipologia architettonica ha un'ampia diffusione nel Mediterraneo, con datazioni e funzioni variegate. Le principali aree sono la Grecia e l'area egeo-anatolica, il Vicino Oriente e la Sardegna. Nel 1936 Doro Levi scopre nel villaggio di Serra Orgos 2 edifici di questa tipologia, inseriti in un contesto abitativo nuragico all'interno di un recinto. Sono i primi in Sardegna. È proprio nell'età del ferro nuragica che questi santuari assumono molta importanza come nuclei di aggregazione della comunità e di gestione del potere. In questa fase i templi accumulano più offerte e risorse. Tra il XIII e l'XI secolo a.C. la Sardegna avrà un importante ruolo nel circuito del commercio dei metalli nel Mediterraneo, grazie in particolare alla componente cipriota presente nell'isola, che contribuisce a rafforzare l'aspetto miceneo e quindi anche lo sviluppo dei traffici di ambito egeo-orientale e levantino. Ecco che tra la fine del bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro, in Sardegna si vedrà l'emergere di una struttura aristocratica che determinerà i cambiamenti economici e sociali, probabilmente non elaborando mai lo stato di polis, ma restando ancora in una situazione pre-politica, che porterà ad un'evoluzione della società verso forme economiche più dinamiche. È proprio in questo scenario che avranno un ruolo determinante i pozzi e le fonti sacre e successivamente i tempieti a Megaron, visti come luoghi di aggregazione. La gestione dei santuari nuragici era basata su un forte richiamo religioso e devozionale, ma strettamente legato ad una ricca produzione di oggetti in bronzo, ad opera di una fitta rete di botteghe artigiane. La Sardegna è ricca di diversi giacimenti minerari, di cui si attesta lo sfruttamento a partire dall'età del bronzo recente e finale. Quando lo strumento d'uso acquista caratteristiche ben definite e seriali, si moltiplicano le officine fusorie specializzate nella produzione di bronzi votivi che trovano un ampio mercato nei luoghi dedicati al culto delle acque. La ricerca di metalli preziosi spinse i mercanti levantini a sperimentare nuove rotte di navigazione verso le coste dell'isola. Durante l'età del bronzo i metalli più ricercati erano il rame, lo stagno, il piombo, l'argento ed il ferro, tutti presenti in diverse aree della Sardegna. Ma il ritrovamento di numerosi ripostigli sardi di lingotti di rame provenienti da Cipro indica la necessità di integrare l'estrazione locale, probabilmente insufficiente per produrre l'imponente quantità di manufatti richiesti nei depositi votivi. Anche lo stagno probabilmente si esportava dal lontano oriente intorno al 1400-1300 a.C. nella zona dell'attuale Afghanistan, mentre nelle fasi finali dell'età del bronzo il metallo poteva giungere anche dalle isole della Cornovaglia e dall'Europa del Nord. Le officine fusorie nuragiche più prestigiose erano in grado di soddisfare un mercato variegato alla portata dei pellegrini, che potevano acquistare oggetti fatti in serie, realizzati con matrici di fusione, come spade votive, spilloni, strumenti di uso comune, oppure i bronzetti figurati, oggetti di pregio che richiamavano competenze diverse, dall'abilità scultorea nella preparazione dei modellini in cera, alle conoscenze tecniche per la preparazione delle argille che costituivano il mantello esterno. Infine gli ex voto si fissavano con piccole colate di piombo nei basamenti di pietra. Il villaggio di Sormuharzocho non è stato ancora regolarmente scavato, ma durante il censimento del 1982 si rinvennero schegge di ossidiana e frammenti ceramici di età nuragica e romana, oggi esposti al Museo archeologico di Dorgali. Il villaggio, privo di nuraghe, si estende per circa 2 ettari ed è costituito da una cinquantina di capanne e da strutture come recinti o ricoveri per gli animali. Un pozzo nuragico di uso civile ancora oggi funzionante. Nasce con ogni probabilità nella piena età del bronzo, su un sito già frequentato in epoca preistorica, che continuerà ad esserlo nella successiva età del ferro e fino ad età storica. Solo uno scavo potrà raccontarci la storia e le evoluzioni culturali e storiche di questo villaggio.